Giornata sicuramente importante e da ricordare questa domenica per la categoria esordienti, perché è la mattinata nella quale si assegnano i titoli di campione toscano. È San Salvatore la location adibita a questa lotta per questo 2019 nella doppia gara consueta, con al via prima gli esordienti del primo anno e poi ovviamente gli esordienti del secondo anno. Una organizzazione, quella da parte della società organizzatrice, il club ciclistico Marco Giovannetti, che negli anni ci ha abituato a gare di un certo livello. Basti ricordare 2 anni fa la gara che era valevole per l'assegnazione del titolo di campione nazionale a livello juniores, e quindi sicuramente appuntamenti importanti ai quali ci hanno abituato, e anche in questo 2019 gli organizzatori non hanno voluto mancare all'appello rivolto dal comitato regionale e provinciale. Si sono candidati per l'assegnazione di questa gara e se la sono presa, e quindi per loro adesso è il momento di mettere a frutto tutti gli sforzi fatti negli ultimi anni, già pronti ai nastri di partenza, o meglio per le operazioni preliminari, i ragazzi del primo anno che vediamo pronti alle operazioni appunto preliminari. Per questa categoria al via le società della Montecarlo Ciclismo Pizzeria Rusticanella, la Rosignano Donoratico, il Pedale Certaldese, la Piano di Mommio Speedy Bike, il Team Valdinievole, la Campi Bisenzio, la San Cascianese Ciclismo, la Coltano Grube Costruzioni, la Butese, l'Olimpia Valdarnese, l'Itala Ciclismo, la Polisportiva Mille Luci Ciclismo, l'Unione Ciclistica Empolese, la Via Nova, la San Miniato Santa Croce, la Mobiliari Ponsacco, la San Miniato Ciclismo, la Foscobessi Calenzano, la Borgonuovo, il Team Stradella, il Pedale Toscano Ponticino, la Gastone Nencini, l'Alta Valdera, Borgonuovo, l'Albergo del Tongo e l'Aquila. Queste velocemente ma doveroso l'elenco delle varie società alla via. Tutte le società praticamente regionali non sono volute mancare a questo importante appuntamento, per un percorso che per i più è stato definito piuttosto arcigno per quanto riguarda la categoria esordienti. Siamo alla partenza ufficiale. Per quanto riguarda gli esordienti del primo anno, il presidente Giacomo Bacci del Comitato Regionale Toscano, insieme a Marco Giovannetti e comunque al tecnico Fanelli, pronti a dare il via insieme al giudice d'arrivo Elisabetta Fambrini, e quindi apparsata la bandierina a scacchi è partito in questo istante il campionato toscano. Parlavamo del percorso, parlavamo di un circuito piuttosto arcigno per la categoria, una prima parte sicuramente più nelle corde per i ragazzi, con 3 giri attraverso Marginone, Chiesino Zanese e Chiesanuova. L'ultimo giro invece sicuramente più complicato, con la salita di Poggio Baldino, quindi Monte Carlo, San Piero e San Salvatore, per un totale di 34 km e 500 metri. Dicevamo un percorso abbastanza difficile, se così vogliamo dire, per gli esordienti che stanno percorrendo i primi chilometri, ma che in parte servirà anche ad essere propedeutico, a preparare a quelli che saranno i campionati nazionali che si svolgeranno tra 2 settimane, nel fine settimana del 6 e 7 luglio, sempre in Toscana a Chianciano Terme. E a questo proposito già ve lo preannunciamo, ma non mancheremo di ricordarvelo anche nel prosieguo dei nostri servizi, del nostro servizio odierno. Vi preannunciamo già che le nostre telecamere saranno presenti e sarà possibile vederlo anche in diretta sia nella giornata di sabato che di domenica. Il sabato è la giornata rosa, se così la vogliamo definire, dedicata alle categorie esordienti e allievi maschili e femminili, mentre la domenica è quella dedicata ai maschietti. Quindi alla mattina proprio i primi a gareggiare, almeno in parte, saranno questi che vediamo inquadrati adesso, e il pomeriggio gli allievi. Si sa che per quanto riguarda i campionati italiani c'è una selezione regionale, quindi si corre per regioni, non per colori di casacca ma per regioni. E infatti nel corso della giornata abbiamo anche parlato con il selezionatore proprio della categoria, che ha preso ovviamente questo appuntamento per fare un po' ancora di più il punto della situazione. Ovviamente essendo a 15 giorni dal campionato nazionale non è che non siano le idee chiare, però sicuramente anche con questo percorso un pochino più complicato
servirà a magari ad avere le idee un pochino più chiare. Termina il primo passaggio, abbiamo visto il passaggio dalla zona arrivo, sotto lo striscione di arrivo. La corsa in realtà passerà solo ed esclusivamente per la fase conclusiva, con il gruppo che si mantiene compatto. 3 giri da percorrere, andatura decisamente tranquilla, senza particolari cose da segnalare. La formazione della Borgonuovo adesso a fare l'andatura con Fabio Del Medico che insieme al suo compagno di squadra Matteo Abbate si stanno un po' incaricando di tenere costante l'andatura appunto sulla testa della corsa. Abbiamo la doppia telecamera e questo ci permette anche di avere una doppia visuale per quanto riguarda la condotta di corsa. La situazione è compatta sulla testa, ma è pressoché compatta anche nelle retrovie del gruppo. Avremo la doppia telecamera anche nel passaggio in salita e questo ci permetterà di vedere che in realtà nelle retrovie non è proprio questa la situazione. Ricordavamo appunto l'organizzazione di questa 60ª Coppa Remo Puntoni del club ciclistico Marco Giovannetti. Allora, per la verità questa gara degli esordienti del primo anno è valevole per l'assegnazione dell'11° trofeo Bianchi Fiori Secchi, mentre quella più tardi del secondo anno è proprio la Coppa Remo Puntoni. Comunque l'organizzazione del club ciclistico Marco Giovannetti, importante il patrocinio del comune di Montecarlo e anche ovviamente degli enti preposti del CONI e della federazione, così come importante l'apporto dell'agraria Checchi Silvano, della macelleria Bianchi e della Dino Bianchi Arte Sempre Verde. Una caduta, una scivolata nella seconda parte del gruppo, che per fortuna si è risolta con niente di serio per i coinvolti, se non un attardamento, se non un dover districare le bici dopo questa probabilmente disattenzione da parte di qualcuno che ha provocato una sbandata. Era presente comunque anche il servizio di cambio rotta, in questo caso di Masotti, che quindi eventualmente per eventuali appunto, scusate la ripetizione, forature o problemi tecnici erano comunque pronti e scattanti a ovviare ad eventuali come dire inconvenienti. Non cambia la situazione, gruppo che si mantiene sempre compatto, siamo quasi al 20° chilometro di gara, quindi la sensazione è che si stia aspettando un po' l'ultimo giro con la salita. C'è da dire che dal termine della salita all'arrivo ci sono 5 chilometri, in parte in discesa, quindi è sì uno spartiacque importante la salita di Poggio Valdino, ma allo stesso tempo è un po' difficile che possa servire come trampolino ideale per arrivare all'arrivo. Avendo sentito gli addetti ai lavori in zona proprio durante la gara, i più pronosticavano un arrivo con un drappello almeno a numeri ristretti, una decina di unità. Vedremo se questo sarà l'epilogo di questa gara, almeno del primo anno. Stiamo parlando di ciclismo giovanile, quindi ci preme anche fare i complimenti, mentre vediamo proprio inquadrato sulla destra una maglia dell'Olimpia Valdarnese, a questa società che proprio in queste ore ha vinto il meeting nazionale per i giovanissimi. A Matera si teneva questo meeting nazionale, lo avevamo fatto vedere con le nostre telecamere qualche settimana fa, un meeting regionale sempre per la stessa categoria, dicendo anche che poi da lì a qualche settimana ci sarebbe stata anche quella a livello nazionale. E proprio in questo fine settimana si è disputato quello nazionale, quindi non osiamo immaginare quanti bambini e famiglie erano presenti nella zona di Matera, e quindi complimenti all'Olimpia Valdarnese che ha primeggiato a livello nazionale. Sicuramente un appuntamento importante e ci sono da fare decisamente complimenti che fanno comunque ben sperare per il futuro del movimento. 22° chilometro di gara, Chiesa Nuova, e abbiamo visto sulla destra del teleschermo sfrecciare una maglia della Borgonuovo che era col dorsale 76, Fabio Del Medico, che ha sfruttato probabilmente con un buon colpo d'occhio la traiettoria migliore per portarsi solitario al comando e subito mette tra sé gli immediati inseguitori un po' di strada. Fabio Del Medico l'abbiamo visto spesso e volentieri sulla testa del gruppo a tirare fino a questo momento anche nei giri precedenti, e molto probabilmente si era reso conto, stando sulla testa del gruppo, avendo una visuale in un certo senso ottimale o comunque di prestigio, che quella poteva essere una traiettoria migliore da sfruttare per poter provare a fare qualcosa.
e le immagini gli sembrano dar ragione all'atleta della Borgonovo, che ci dicono essere a affrontare la prima gara su strada della carriera. Fino adesso ha corso in mountain bike, ovviamente non è che non ha mai corso in bicicletta, però questa è la prima volta che si cimenta sulla strada, e probabilmente sfruttando la fiducia della Borgonovo che gli ha dato questa possibilità. E adesso lo troviamo al comando quando siamo circa al 23esimo chilometro di gara della gara appunto riservata alla categoria degli esordienti del primo anno, che varrà anche per l'assegnazione del titolo di campione toscano. Aumenta il vantaggio del medico dagli immediati inseguitori, arriva anche Sandro Manzi che cura la moto informazione in questa gara, a capire il vantaggio, a sancire, a determinare il vantaggio del medico nei confronti del gruppo, che è già salito sopra i 10 secondi. Adesso ne approfitteremo del passaggio dalla zona arrivo per fare nuovamente una situazione dei tempi. Intanto vediamo che l'andatura sale nel gruppo e sono a fare le spese alcuni atleti nelle retrovie. Dicevamo, quando con la corsa a breve transiteremo dalla zona arrivo, suonerà la campana che preannuncerà l'inizio appunto dell'ultimo giro, e che vorrà dire quindi anche il giro con la tanto temuta salita di Poggio Baldino. Eccolo qua il passaggio dalla zona arrivo di Fabio del medico, tanto pubblico assiepato alle transenne per il passaggio della corsa. Suona la campana appunto per Fabio del medico, che continua giustamente a questo punto nella sua azione, anche se probabilmente avesse avuto qualche compagno di avventura poteva suddividere un po' la fatica. Arriva al gruppo sul luogo del rilevamento tempi, 15 secondi con le maglie dell'Albergo del Tongo a fare l'andatura, quindi 15 secondi il vantaggio dicevamo appunto per del medico, mentre a fare l'andatura è Samuele Franchi dell'Albergo del Tongo, che adesso prende anche una borraccia dai propri accompagnatori appunto per impegnarsi ancora di più. Bella spunto quello di Franchi, che sembra trovare anche alleati in atleti per esempio della Foscobessi. Riconosciamo col dorsale 54 Damiano Petri appunto della Foscobessi, riconosciamo anche maglie della Vianova e della Donoratico sulla testa del gruppo. Probabilmente hanno fiutato il pericolo i ragazzi del gruppo, e adesso invece ci riportiamo, mentre siamo nella salita di Poggio Baldino appunto verso Monte Carlo, sull'atleta solitario al comando, su Fabio del medico, che sta affrontando le prime rampe della salita, sicuramente temuta per questi ragazzi che sono in genere abituati a fare percorsi più leggeri. E qui ci sono due scuole di pensiero: chi ritiene che, essendo ancora in fase di sviluppo, questi ragazzi abbiano bisogno di percorsi non troppo duri, perché comunque il fisico ancora si deve formare, mentre chi dall'altra parte ritiene che almeno una volta ogni tanto è bene fare dei percorsi più duri, perché poi comunque quando ci si trova a confrontare con altre realtà nazionali che affrontano percorsi più duri si prendono i cosiddetti schiaffi, e quindi è bene cercare di mediare. Continua però nella sua azione Fabio del medico, che cerca di dar fondo a tutte le sue energie. Vediamo un'andatura un pochino più scomposta, sembra decisamente fare un pochino più fatica, ma lo ricordiamo, sicuramente uno dei più attivi quest'oggi. L'abbiamo visto spesso e volentieri sulla testa del gruppo a fare l'andatura. Adesso abbiamo visto praticamente il primo attaccante di giornata, l'unico che ha provato a fare qualcosa sul gruppo, e adesso dalle retrovie provano ad ovviare a questo distacco, e il primo a muoversi dal gruppo è Alessio Lippi del team Stradella, che si pone decisamente all'inseguimento del medico. Ormai lo vede quando sta anche sta comunque per terminare la salita. Si alza sui pedali Lippi del team Stradella, e guardiamo magari con una rapida occhiata se anche qualcun altro dal gruppo sta provando a rintuzzare il distacco dalla testa della Borgonovo, che si trova solitaria al comando, anche se vede sempre più diminuire il suo vantaggio. Grazie alla doppia telecamera siamo anche in grado di vedere ancora meglio la situazione. Arriva un altro atleta in maglia butese, arriva
a riprendere intanto Lippi, ed ecco il dorsale 28 Cristian Caponi, che va praticamente a diventare l'altro immediato inseguitore. Ci riportiamo con la nostra telecamera sul protagonista del momento, sul Fabio Del Medico, che sta ancora guidando questo 11° trofeo Bianchi Fiori Secchi, ma la sensazione è che a breve si possa formare un terzetto sulla testa della corsa, con Lippi del Stradella il primo a riportarsi su Del Medico, e poi ce la potrebbe fare anche Caponi della Butese, anche se la sua andatura sembra un pochino più appesantita. Vediamo ormai fatta per il ricongiungimento, lo possiamo dare per fatto il ricongiungimento tra Lippi e Del Medico, mentre Caponi è lì che con qualche difficoltà ce la fa anche lui ad agganciarsi a questo treno, e diventano 3 gli atleti al comando. Alle spalle sempre Petri, Damiano Petri della Foscobessi, a guidare il gruppo, o meglio quello che rimane del gruppo, visto che c'è stata una discreta selezione, ma ci sono varie formazioni adesso che stanno provando a diventare protagonisti, come la Vianova. Riconosciamo le maglie dell'Albergo del Tongo. Ci stiamo avvicinando però anche al Gran Premio della Montagna, e la sensazione che avevamo di un Del Medico un pochino affaticato sulla testa della corsa è veritiera, perché abbiamo visto che Lippi e Caponi, una volta che lo hanno ripreso, lo hanno anche in un certo senso lasciato sul posto, con Lippi che sembra decisamente più in palla, sembra decisamente essere più consono il terreno della salita per l'atleta del team Stradella rispetto a Caponi, ma si sta avvicinando anche l'Avanguardia Gruppo a quella che è la testa della corsa. Vediamo che Del Medico non molla, una grande grinta questo ragazzo. Lippi si alza sui pedali, siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, e poi sarà discesa e saremo a circa 5 km dalla conclusione. Eccolo qua il passaggio su quello che sarebbe il Gran Premio della Montagna per Lippi, poi passa Del Medico e probabilmente poi passa anche Caponi come immediato inseguitore, ed eccolo lì il cartello che indica 5 km alla conclusione. E sembra essere cambiata la situazione, perché i distacchi erano minimi, e infatti lo dicevamo, e al comando adesso abbiamo Lapo Cardelli della Vianova, che appunto si è posto decisamente al comando, e quindi sta cercando di provare a fare la differenza. Avevamo detto che la distanza dal Gran Premio della Montagna, dal termine della salita all'arrivo, lasciava spazio a più interpretazioni, e sembra che Cardelli stia provando ad interpretare nel miglior modo possibile. Forse 10 secondi, ma anche meno, il suo vantaggio su quella che è l'Avanguardia Gruppo, che alle sue spalle si è ricompattata, però adesso non è il momento di controllarsi. E però con la nostra seconda telecamera siamo in grado di vedere quella che è stata la selezione che ha fatto la salita nelle retrovie. E infatti vediamo che c'è un bel frazionamento in quella che è la coda del gruppo. Per questi atleti è un po' chiuso il discorso per quanto riguarda la vittoria conclusiva. Siamo a meno di 4 km dalla conclusione, con Lapo Cardelli del gruppo sportivo Vianova che cerca di capire il suo vantaggio, cerca di capire il suo margine nei confronti del gruppo, e una volta che ha avuto, come dire, conferma che il suo vantaggio non è poi così grande, decide di rifiatare, si rialza e aspetta quella che è l'Avanguardia Gruppo per cercare di, come dire, ottimizzare al meglio le energie rimaste in vista della conclusione. Quindi quando mancano meno di 4 km alla conclusione va a ricompattarsi il gruppo, almeno quella che è l'Avanguardia Gruppo, e quindi riconosciamo quel dorsale 58 sulla testa Andrea Nanin della Borgonuova. Abbiamo riconosciuto anche Damiano Petri della Foscobessi, ma si è formato un drappello forse di una decina, 15 unità a esagerare in questa curva, che non l'hanno mai affrontata, e si vede decisamente che è una curva un po' in contropendenza, venendo da una discesa, nulla di particolarmente complicato. Infatti non è successo niente di particolare, se non un po' di brivido per affrontarla nel miglior modo possibile. Decisamente al comando Damiano Petri della Foscobessi Calenzano, che mette in fila questo drappello che si è selezionato sulla testa della corsa, e adesso, a meno che qualcuno non voglia provare un colpo, voglia provare a piazzare la botta in vista del finale, ci dovremo aspettare un arrivo a ranghi, diciamo, compatti, anche se ristretti. 2 chilometri alla conclusione, sembra che si stia per avverare
il pronostico di chi avevamo ascoltato in zona arrivo, aspettando appunto la conclusione della gara, che i più pronosticavano un arrivo con un gruppetto ristretto. Ancora Fabio Del Medico sulla testa del gruppo, ha tirato per gran parte della prima parte di corsa, è andato in fuga fino alla salita, lo hanno ripreso ed è sempre lì davanti a tirare questo ragazzo del gruppo sportivo Borgonuovo, molto battagliero. Anche Damiano Petri ci ha provato più volte, davvero. Il portacolore della Foscobessi Calenzano evidentemente vuole scongiurare un arrivo a ranghi compatti e sta provando in ogni modo a lasciare la compagnia dei suoi compagni d'avventura, almeno di questa parte finale della gara, che andrà a segnare la maglia biancorossa del campione regionale, e quindi vero altro corridore molto attivo Damiano Petri questa mattinata di San Salvatore. Niente da fare però neanche per questo tentativo, sono stati, se non andiamo errati, i ragazzi della Buttese, nella fattispecie adesso in prima persona, che sono andati a recuperare, e ormai siamo in vista dell'ultimo chilometro. Eccolo qua, il triangolo rosso dell'ultimo chilometro, e veramente niente da segnalare. Gruppo che va a ricompattarsi, in un certo senso anche a riappallarsi. Quelli che possono contare su una superiorità numerica si studiano, si controllano un po' per cercare di capire le forze che sono rimaste, per cercare di capire quale tattica migliore ottenere, perché seppur sono esordienti del primo anno, un minimo di tatticismo lo sfruttano anche loro, anche se può sembrare abbastanza prematuro. Quello che non cambia è colui che fa l'andatura, è sempre col dorsale 76 Fabio Del Medico della Borgonuovo, decisamente generoso, ma probabilmente sta lavorando anche per il suo compagno di squadra. Avevamo visto poco fa Andrea Nannini, già vittorioso, se non andiamo avanti, proprio nella prima gara di stagione in questo 2019, l'atleta della Borgonuovo, e quindi stanno facendo un po' di gioco di squadra. Noi avremo comunque anche la telecamera fissa dall'arrivo, che ci permetterà di vedere un ulteriore visuale, motivo per cui ci sarà consentito anche seguire per un pochino di più l'andatura, l'andamento della gara fino alle ultime fasi, ma ormai siamo in vista dell'ingresso nel rettilineo finale, con il gruppo, quel drappello di testa lanciato ormai nella volata, con Del Medico che ha fatto partire la volata. Andiamo adesso con le immagini dalla nostra telecamera fissa, appunto lanciata la volata con i corridori che vanno a cercare la traiettoria migliore. Spunta sulla destra la maglia dell'Albergo del Tongo, ed è quella di Samuele Franchi, che va a laurearsi campione toscano. Seconda posizione per Fabio Del Medico della Borgonuovo, terzo Davide Buffarini della Rosignano, quarto Andrea Nannini della Borgonuovo, quinto Filippo Piacenza della Rosignano, sesto Lapo Cardelli della Vianova, settimo Alessio Lippi dello Stradella, ottavo Cristian Caponi della Buttese, nono Stefano Garramonte della San Miniato e decimo Damiano Petri della Foscobessi Calenzano. Rivediamo a rallentatore anche le immagini nuovamente dello sprint, bello sprint vincente dell'atleta dell'Albergo del Tongo Franchi, che va a laurearsi campione toscano per gli esordienti del primo anno, e noi vi lasciamo alle interviste dei protagonisti che abbiamo raccolto per voi subito dopo l'arrivo della prima gara. Samuele Franchi, prima vittoria, maglia di campione regionale, cosa chiedere di più? No, non me l'aspettavo, soprattutto perché era la prima vittoria, e soprattutto il regionale sono contento perché sono 2 maglie già che vinco, perché la provinciale e questa regionale. Hai l'imbarazzo della scelta ora con tutte queste maglie? Sì. Raccontaci un po' come è andato il finale, vi siete un po' studiati nel finale? Allora, era partito Del Medico, poi l'abbiamo ripreso in salita, sono partiti altri 2, sono andati via in 3, poi Lapo è rientrato e anche noi siamo rientrati, e poi nel finale ci siamo guardati e poi in volata ho dato il tutto. Fabio Del Medico, prima gara su strada, seconda posizione al campionato regionale, direi tanta roba. Sì, è andata bene, ho provato a fare la strategia che mi aveva detto l'allenatore, di partire in salita. Mi è andata bene, solo che in discesa non volevo rischiare e mi sono rientrati un po' di ragazzi. Durante la diretta abbiamo detto che se ci fosse stato un premio combattività sarebbe stato il tuo. Hai tirato il gruppo, sei andato in fuga, ci hai provato nel finale, se questo è il buongiorno. Volevo fare così, solo che volevo anche arrivare primo, però secondo me va bene, per essere la prima gara. Ancora la stagione è lunga.
Sì, volevo fare la doppietta, sia mountain bike che strada, campione toscano, ma non mi è riuscita. E magari l'anno prossimo. Sì, è ancora lunga. Davide Buffalini, terzo classificato, vi siete un po' studiati, nel finale alla fine un terzo posto che ti soddisfa o no? Sì, perché sono anche cascato e i miei compagni mi hanno anche aiutato a recuperare, sicché sono soddisfatto.